Assessore Edoardo Cosenza, salve. E qui a Bratislava c'è l'assessore Edoardo Cosenza o c'è il tifoso del Napoli, Edoardo Cosenza? C'è assolutamente il tifoso abbonato in Curva B, non so da quanti anni, con figlio e figlie anche loro tifosissimi, venuto qui completamente a spese mie per vedere l'addio a calcio del grande Mare Chiaro Amsic. Poi sono anche assessore al comune di Napoli e poi con il sindaco abbiamo pensato anche di fare con l'aggiunto un bel omaggio a Marek, insomma, che lo merita sicuramente. Ecco, possiamo anche mostrarlo. Sì, abbiamo fatto una targa di ricordo di questo evento dell'ultima partita, quindi c'è la medaglia della città di Napoli e poi una targa firmata dal sindaco, ve la leggo anche. Sì. Città di Napoli a Marek Hamsik, grande capitano e indimenticabile bandiera azzurra, il Comune di Napoli, a nome di tutti i tifosi, per le straordinarie emozioni che ha donato, gli rende doveroso e sentito omaggio nel giorno del ritiro dal calcio giocato. Arrivederci Mare Chiaro, Stadio Ternopil di Bratislava, 5 luglio 2025, firmato il sindaco Gaetano Manfredi, quindi insomma a nome di tutti i tifosi del Napoli, ma direi di tutti i napoletani, nessuno avrà nulla da dire, immagino, perché è stato così amato, insomma, il nostro capitano di tanti anni. Ecco, poi la targa alla fine dell'intervista la faremo vedere per bene. Però chi è stato Marek Hamsik per il tifoso Edoardo Cosenza? Ma il capitano, no? Cioè, il capitano, abbiamo un solo capitano, quindi un grandissimo riferimento, è arrivato giovanissimo, anche con una corporatura completamente diversa, insomma, è un giocatorino, ma con una classe infinita che ci ha regalato emozioni enormi. Ero a Roma in curva quando ci fu la, diciamo, famosa, direi tragica, vicenda della Coppa Italia, e era quello che veniva e comunicava, no? Diciamo, ce lo ricordiamo tutti, reti meravigliose. In fondo anche lui un napoletano, cioè, come molti di noi, anche io mi metto in queste categorie, un po' matto, che ha fatto scuola con i suoi capelli, con la sua cresta. Quanti ragazzi abbiamo visto a Napoli con la cresta di Mare Chiaro? È uno di quelli che come Mertens si è guadagnato subito un soprannome, insomma Mare Chiaro è perfetto, quindi col K è perfetto, quindi poi c'è il record, quindi di che parliamo? C'è il record delle presenze, ha avuto a un certo punto anche il record delle reti, ma insomma c'ha un grande record, quindi assolutamente una superstar della storia del calcio Napoli. Poi è stato un grande leader, cioè diciamo il grande Napoli di quegli anni aveva chiaramente anche lui un leader, non l'unico, perché anche altri erano di carattere molto forte, ma insomma Mare Chiaro Hamsik rimane nella storia del calcio, rimarrà nella storia del calcio di Napoli come uno di quelli in assoluto più importanti sicuramente. C'è un gol che a cui è rimasto più legato di Ne Hamsik? ha fatti tanti, non ricordarne uno più. Diciamo, a me quando lui decideva quelle partite con tiri da fuori area così forti, così potenti, no? Che ogni tanto mancano, no? Quando non si sa più come segnare, quindi, ma ne ho visti talmente tanti che, insomma, magari non ha proprio reti iconiche come ce l'ha Mertens, no? Perché Mertens con i suoi due pallonetti entra proprio però per me tutte le tante reti da fuori area che poi talvolta mancano al Napoli. Si può dire che Mertens e Hamsik siano forse i due esempi più chiari di integrazione di uno straniero in una città come Napoli dalle mille sfaccettature? Sì, Napoli è una città che esalta, una città difficile, ma che esalta le genialità. Non è che anche Diego solo a Napoli poteva esprimersi così, però devo dire, non voglio fare il colto, ma insomma Caravaggio a Napoli ha dipinto il più grande quadro, no? Le 7 opere della Misericordia, che forse il quadro più intenso della storia dell'arte l'ha fatto a Napoli, cioè sicuramente Napoli esalta la genialità. E loro due erano sicuramente due geni, ripeto, anche Diego. Una città anche che loro però hanno saputo prendere, cioè alcuni si sono fatti mangiare da Napoli, loro no.
perché loro l'hanno saputa vivere bene, cioè sono riusciti a prendere il meglio di noi, diciamo, no? Quindi a parte le solite cose, il sole, il mare, il mangiare, però insomma hanno preso il meglio di noi, l'hanno saputo gestirlo, probabilmente anche sono dei grandi calciatori, ma sono anche degli uomini intelligenti ed equilibrati, diciamo, e quindi appartengono a quella categoria di persone che si esaltano nel clima napoletano, che a volte è anche un po' asfissiante, diciamo, non per il caldo, ma proprio noi a volte siamo un po' asfissianti. Anche adesso che è sceso per un caffè, ho dovuto continuare a firmare magliette, insomma, e lui mi ha detto che poi sappiamo come Ciro Mertens è simpatico, e ha detto mi ero sceso solo per un caffè, per la verità. Comunque tutte e due sono dei grandi che si hanno saputo prendere il meglio da Napoli. Ecco, dovendo non stilare un elenco per non lasciare fuori nessuno, però tra le persone più iconiche del Napoli degli ultimi 20 anni c'è Spalletti, c'è Mertens, che hanno avuto la cittadinanza onoraria. Dovessimo trovarne altre due e dicessi lo stesso De Laurentiis e Marek Hamsik, ci allontaniamo troppo dalla realtà. No, non ci allontaniamo dalla realtà. Sicuramente cioè, il presidente va tenuto in grande considerazione perché poi diciamo, non sempre viene completamente amato, ma insomma è un grandissimo obiettivamente. No? È una personalità di grande complessità, anche io c'ho a che fare, ma non riconoscere la sua genialità, no? Poi lui un po' di origine, insomma, almeno campana, lo è, sarebbe un errore. Poi nessuno è riuscito nella storia a portare a Napoli 2 scudetti in 3 anni, quindi certamente va tenuto in enorme considerazione, almeno io personalmente lo tengo in enorme considerazione, certamente per me uno il cui soprannome è Mare Chiaro, diciamo, è già diciamo, in odore di esame. No? Poi la cittadinanza è un processo complicato che alla fine perché sembra simbolico e non è sostanziale, quindi alla fine deve essere il consiglio comunale, ci vuole quindi l'intero consiglio comunale che deve approvare, ma insomma credo che sono da esaminare con grande attenzione entrambe. Io ovviamente sarei positivissimo. Credo che mo è il caso di esaminare molto rapidamente il presidente De Laurentiis, francamente. Chiaramente le interlocuzioni con il presidente De Laurentiis vertono sullo stadio Maradona, che aleggia il nome di Maradona sulla città di Napoli, sì. E qualcosa che va anche oltre il calcio. Ma lo stadio Maradona in questo momento in che condizioni è? Perché se ne parla tanto, se ne parla forse troppo sin dai tempi dei lavori di Italia 90 e in questo momento la situazione com'è? Ma diciamo che sembra quasi un mistero napoletano, no? Diciamo, io che sono come il sindaco un ingegnere strutturista, perché poi di mestiere io sono un professore universitario, non sono affatto un politico esattamente come il sindaco, vedere che il terzo anello è chiuso da 21 anni senza in fondo nessuno poi se ne sia interessato, o addirittura i parcheggi sotterranei, penso siano stati usati 2 volte per Italia 90, quindi sono 35 anni fa, insomma è una situazione che lascia molto perplesso, quindi sullo stadio c'è tanto da fare. Mo questo problema lo stiamo affrontando con grande decisione, direi per 2 motivi. Primo perché ha dimostrato tutta la sua mancanza di posti, diciamo, cioè molti tifosi, c'è un numero di tifosi che voleva venire enorme allo stadio, quindi diciamo avere una capienza che non è più quella dei tempi di Diego eccetera è stato un problema obiettivamente. Io ho il mio abbonamento che non mollerò mai, quindi però diciamo obiettivamente molti tifosi non sono riusciti a venire e questo non è piacevole, così come nel primo anello si fa quasi come dire un atto di presenza, cioè si vive nel clima dello stadio, però francamente si vede piuttosto male e questo è un problema. E l'altro problema è che dobbiamo cercare di essere tra le 5 città di europei del 32, no? Che sono solo 5 perché c'è questa formula Italia e Turchia un po' singolare, ma insomma solo tra le 5. Quindi queste 2 cose, secondo me conta più la prima, cioè offrire uno stadio più grande e più
vivibile, diciamo, ai noi tifosi napoletani, però anche, insomma, fare quelle 2 o 3 partite, perché poi di questo si parla, mica di fare chissà che. Per UEFA hanno fatto in modo che noi abbiamo ripreso questo problema con grande decisione, devo dire, con grande decisione, e anche perché poi, insomma, il sindaco è ascoltato a Roma, l'abbiamo visto in tante cose, a partire dall'America's Cup, quindi lo stiamo affrontando con grande decisione, appunto a partire da questi misteri buffi, no? Mi sembra un po' quei film, diciamo, di tanti anni fa, di perché è chiuso il terzo anello se davvero non si può fare niente, perché è chiuso il parcheggio sotterraneo perché non si può fare niente. Con una cosa che è lo stadio Maradona, che ha un valore intrinseco enorme, perché non so, McFradden, come si dice, è venuto anche per calpestare il campo di Diego Maradona, cioè noi teniamo una cosa unica nel calcio, che è lo stadio dove ha giocato il più grande genio del calcio di tutti i tempi, quindi diciamo, infatti anche lì immaginiamo il museo di Maradona, ma col presidente immaginiamo di più, Ci arriviamo tra un attimo. Quindi sullo stadio stiamo intensamente lavorando, e su alcune cose, sul terzo anello, abbiamo preso completamente in mano noi comune. Quindi abbiamo già inserito nel documento unitario di programmazione, che è il testo di cosa si può fare a Napoli e cosa non si può fare, sono inseriti i lavori, l'abbiamo già inseriti. Abbiamo inserito anche una piccola variazione di bilancio per avere le prime risorse per studiare bene, per progettare bene il terzo anello. Adesso va approvato anche in Consiglio Comunale, quindi stiamo lavorando direttamente sul terzo anello, ma che può portare 10.000 posti in più. Cioè il terzo anello può portare 10.000 posti in più di quello che si dice, perché c'è una parte in cui non sono mai stati messi posti. Diciamo che è la base di tutto. Il presidente De Laurentiis sa quello che stiamo facendo, perché l'ho incontrato, l'ho aggiornato, quindi diciamo in sinergia. Devo dire che lui anche vorrebbe finanziare il terzo anello, però preferiamo governare noi il problema sia della progettazione che dei tempi, come dire, così siamo più sotto controllo. Qui lo farà il Comune di Napoli. E se dovessimo incrociare dei tempi e delle modalità di lavoro, perché il terzo anello, la struttura di Italia 90 poi ha portato dei problemi alla chiusura. C'è la copertura che è molto pesante e onerosa eventualmente da smaltire, c'è la questione vibrazioni, c'è la questione illuminazione, perché poi essendoci i riflettori sulla copertura, senza i riflettori non c'è chiaramente l'agibilità per giocare la Serie A. Il cronoprogramma dei lavori, come si potrebbe andare a lavorare, non so, settore per settore o in qualsiasi altro modo? Allora, noi con la progettazione, le basi già ci sono nel master plan che io ho presentato il 30 aprile al presidente De Laurentiis, già ci sono le idee di base. Non c'è dubbio che ci sono vibrazioni fastidiose, cioè questo è fuori discussione. Ci sono delle vibrazioni fastidiose soprattutto per le abitazioni più vicine, e noi non è che intendiamo aprire lasciando queste vibrazioni non pericolose, voglio precisare, non pericolose ma fastidiose, che non è esattamente la stessa cosa. Però diciamo nel 2025 ci sono i modi, bisogna irrigidire quella struttura in acciaio e soprattutto smorzare le vibrazioni. Proprio la parola è smorzare, sono proprio smorzatori. Cioè, materialmente, come si fa? Allora, ma in realtà per smorzare si mettono i smorzatori, manco fossero gli ammortizzatori di un'automobile, diciamo, cioè proprio letteralmente. Quindi una possibilità di mettere degli smorzatori, no? Quei cilindri un po' più grandi sopra, un po' più sotto, che diciamo si muovono lentamente, no? Che sono quelli che non ci fanno prendere botte forti nella schiena, nelle strade, diciamo smorzano, proprio smorzatori, quindi si possono mettere quelli, l'aumento di rigidezza con delle travi irrigidenti, ma stiamo studiando varie possibilità, cioè la tecnologia del 2025-2026 permette sicuramente di ridurre le vibrazioni a valori piccoli, modesti. Magari 21 anni fa era più difficile, non voglio entrare nel merito, quindi ingegneristicamente certamente possibile, stiamo indagando varie soluzioni. Io spero di avere un progetto di livello, certamente entro quest'anno, il progetto, entro quest'anno, in modo che poi abbiamo una chiara conoscenza dei costi e possiamo anche fare i lavori
nel 2026, si sono in parte, perché tutti i tralicci verticali della copertura, che sono 28, il terzo anello sono 27 settori fra i 28, quindi si può fare uno alla volta. Quindi chiaramente nello studio c'è anche la possibilità di fare questi lavori, ma diciamo lasciando poi che nei giorni delle partite, ma anche i giorni prima, si usa lo stadio, perché è chiaro che questo è un tema importantissimo, così come credo sia chiaro che la svolta del terzo anello è perché se si hanno i posti del terzo anello, domani se si vuol fare lavori sul primo anello non si perdono posti, cioè chi aveva diritto a stare al primo anello transitoriamente va al terzo anello, perché non è che ci possiamo permettere di diminuire addirittura i posti in un anno in cui i biglietti andranno cioè, quasi a ruba, o ci sono al minimo, ma incrociamo le dita, 8 partite di Champions, non esiste proprio diminuire i posti, no? E quindi stiamo studiando appunto il terzo anello anche con fasi, ma con specialisti delle costruzioni, anche in acciaio, che ne abbiamo tanto. Quindi da questo punto di vista siamo ottimisti, i tempi ci sono lavorazioni che si possono fare senza dare grandi fastidi alle attività normali dello stadio, e sono lavori che devono portare a ridurre le vibrazioni, cioè non sia mai che qualcuno pensi che noi vogliamo riaprire lasciando le vibrazioni di prima, non esiste proprio. Questo è per quanto riguarda il terzo anello, ma nel progetto ideale del nuovo Maradona si è parlato sempre di creare un unico anello, ma la struttura invece del secondo anello è Maradona è uno stadio costruito per bene, che ha la sua età, però è solido, quindi non andrebbe toccato. Assolutamente no. E la questione del primo anello, poi l'idea è qualcosa in acciaio, più moderno, muratura, insomma, in calcestruzzo, non so, come il secondo, escludendo chiaramente la questione pista atletica, spogliatoi, perché lì è una questione poi che riguarda più la comunità. Sì, ma in realtà ha senso rifare il primo anello se in contemporanea si decide di togliere la pista di atletica, perché diciamo, il primo anello in parte sta sotto il secondo anello, cioè la parte superiore sta sotto il secondo anello. Quindi se si togliesse quello si ridurrebbero i posti invece di aumentarli. Quindi voglio dire, è chiaro che se si decide di rifare il primo anello in continuità, no? Dico io modello Maracanã, certo, diciamo, cioè un'unica, diciamo anche modello olimpico, solo che l'olimpico diciamo, i posti rimangono molto lontani, no? Perché c'è la pista d'atletica, poi viene coperta prima delle partite, quindi se si decide di intervenire sul primo anello vuol dire anche che si è deciso di togliere la pista atletica, e decidere di togliere la pista atletica è una decisione più complessa, no? Perché bisogna trovare una chiara e adeguata soluzione per chi si allena lì, nell'atletica, diciamo, e per le competizioni. Quindi se tra Collana, Cus, che pure è là vicino, Parco Virgiliano, la città dello sport che sta a Bagnoli, no, che va rimesso a posto, c'è la maniera per accogliere le migliaia di atleti che usano il San Paolo. Se questa vicenda può andare in questa direzione, si può mettere mano e fare un primo anello, diciamo, che scende di più e che ha una visibilità molto migliore, ma anche quell'effetto tifosi più vicino al campo, che tra l'altro vuole Mister Conte, perché io, diciamo, quando ho preso un caffè con Mister Conte mi ha detto chiaramente, insomma, no, quell'effetto Juventus Stadium che forse porta 5 punti in più, diciamo, mediamente, nel senso, un tifo sano, che i napoletani oramai da tanti anni noi facciamo un tifo sano, ma più così. Però il tema va in contemporanea con la pista atletica. Poi io penso la cosa migliore è fare in acciaio, ma insomma questo per una velocità di esecuzione, certo, tranne le fondazioni che sarebbero in cemento armato, diciamo, non in muratura in cemento armato, no, le dobbiamo fare nella maniera più semplice, ancora una volta consentendo di poter giocare. Questo anche si può fare, perché il primo anello si può fare un nuovo primo anello per parti, trasferendo i tifosi sopra, lo si può fare, sicuramente lo si può fare, è un'opzione del master plan che ho consegnato al presidente De Laurentiis. E il presidente De Laurentiis che mentalità ha? L'imprenditore De Laurentiis, quanto la sua idea
dello stadio 3.0, mettiamola così, va a collimare con quello che si può fare. Allora, non è facile capire esattamente cosa il presidente è un genio anche in questo, che lui penso che ha le idee chiarissime, se no non costruirebbe queste squadre, diciamo, ma lascia confusi tutti gli altri, quindi voglio dire, l'importante è che lui abbia le idee chiare. È ovvio che lui sa che se qualcuno, diciamo, fa anche il nuovo Primanello, si genera uno spazio commerciale enorme che può servire a tante cose, a fare attività commerciali, ristoranti, musei, no? Qui Maradona Experience, diciamo. Su questo lui sarebbe d'accordissimo nel fare non un classico museo di Maradona, cioè con le magliette, sì, quello va benissimo, ma fare proprio un Maradona Experience, insomma, una specie di esperienza virtuale, tridimensionale su Maradona, fino ad entrare sul campo, ma ci vogliono spazi per fare questo e gli spazi si fanno se il primo anello diventa, come dicevamo, cioè la continuità del secondo anello e si liberano gli spazi sotto. Quindi secondo me lui potrebbe essere d'accordo, poi diciamo lui certamente è anche appassionato a un nuovo stadio da fare ex novo, però ancora non è chiaro dove si può fare. E teniamo presente, questo lui lo sa benissimo, che nelle regole UEFA è scritto che almeno l'80% dei tifosi devono poter arrivare col trasporto pubblico locale. Teniamo presente che là ci sta la metropolitana tradizionale, la linea 2, c'è la Cumana, c'è la linea 6 che abbiamo inaugurato, che oggi va a basso regime, ma tra pochi anni sarà una metropolitana, diciamo, molto molto efficiente. Si arriva dall'aeroporto, che è un'altra regola UEFA, con 13 km tangenziale, che se è libera ci vogliono 17 minuti. Trovare un altro posto a Napoli o in Campania che sia così servito da trasporto pubblico, così, diciamo. E poi lo stadio proprio di Diego Armando Maradona la vedo un po' dura, però lui, imprenditore, se ritiene che fa più business costruendo un ex novo, uno stadio, gliel'ho detto tante volte anche io, è assolutamente legittimo. Quando poi i napoletani non vogliono invece avere lo stadio dove ha giocato, non dico Sivori, Altafini, Clerici, Zoff, non voglio fare tutta la storia del Dove ha calcio. giocato Amsic? Eh? Dove ha giocato Dove ha Amsic? giocato Amsic, Mertens, Maradona, diciamo. Beh, la vedo un po' dura, insomma, quindi credo che i napoletani vogliano rimanere lì. Quindi, però lui sa quello che noi stiamo facendo e è d'accordissimo. Lui poi, diciamo, c'è una discussione skybox, fieldbox, posti VIP, no, ma questo fa parte di un possibile. Basta che sia chiaro che invece alcuni, tipo me, vogliono i posti per i tifosi, insomma, a un costo accettabile, insomma, quindi però si possono contemperare le esigenze, voglio dire. L'ultimo per chiudere, il tifoso Edoardo Cosenza, quando ha visto Kevin De Bruyne con la maglia del Napoli, cosa ha scritto al presidente De Laurentiis? Ma io gli ho fatto i complimenti e naturalmente, visto che ho anche un ruolo, sono tifoso ma anche un ruolo istituzionale, il fatto che Napoli sia tanto attrattiva probabilmente è un pacchetto, no? Perché un tempo la gente aveva paura di venire a Napoli, ma mi pare che non hanno più paura, felicissimo. Di sicuro c'è l'influenza del mister Conte, che è una persona enorme, anche della signora che ho incontrato, quindi felice anche come napoletano che Napoli sia attrattivo. No? Prima tutti andavano in Premier, mo invece vengono, insomma è un salto di qualità che non può che farci piacere. McFradman deve aver fatto un'ottima, diciamo, e anche lui, come dire, un veicolo molto importante, Lukaku ovviamente pure è stato un veicolo, quindi felicissimo e non finisce qui, anche perché noi diciamo, abbiamo visto a spese dell'Inter, cioè l'Inter ci ha fatto vedere quanto è duro fare un campionato più una Champions con questo nuovo modello, quindi o ci attrezziamo oppure insomma voglio dire cioè, ci dobbiamo attrezzare perché questo nuovo anno sarà duro, durissimo, ci sono tante attese, quindi felicissimo e vediamo ancora che succede, perché non mi pare che sia finita qui. Sappiamo che ci sono quasi 2 squadre per affrontare le difficoltà di quello che ci aspetta quest'anno. Grazie, Assessore Edoardo Grazie a voi. Cosenza. Giusto per chiudere, per vedere meglio la targa. Facciamo solo, Assessore, mi dovete fare una cortesia. Dovete riaprire il Sì, gentilmente sì. e mi rileggete, ok, no, mi rileggete prima quello che c'è scritto, perché prima c'era il coso avanti, questo coso avanti non riuscivo. Io però, ok. No, riuscite a leggerla così?
Così sì. Ok, un attimo solo la facciamo così. Tu riesci a... Sì, no, vabbè, dopo la facciamo in primo piano, importante. Ok, leggetela adesso. La città di Napoli, a Marek Hamsik, grande capitano e indimenticabile bandiera azzurra. Il comune di Napoli, a nome di tutti i tifosi, per le straordinarie emozioni che ha donato, gli rende doveroso e sentito omaggio nel giorno del ritiro dal calcio giocato. Arrivederci Mare Chiaro, Stadio Polè di Bratislava, 5 luglio 2025, firmato il sindaco Gaetano Manfredi. Ok, non mi muovete.